Stiamo per atterrare a Napoli, aeroporto di Capodichino. I signori passeggeri sono pregati di allacciare le cinture di sicurezza. Grazie. Attention please. We are landing in Naples. Signore, permette? Capodichino. Come va, padre Best? Ah, bene, figliola. Perché non mi fai compagnia? Siediti. No, padre, è contro i regolamenti. È una buona azione, non è mai contro i regolamenti. Pensaci. Prego? Ah, sì, l'aria. Ecco. Vuole allacciare la cintura, per cortesia? E Nora? E che ne so, dai, monta. Nora? Nora? Ci avrei scommesso che stavi con un uomo. Era bello? Diciamo generoso. Mi ha dato $100 per recapitargli questa lettera. Ah, magari l'indirizzo è di casa sua. Allora $100 sono pochi. È bella, vero? Napoli è una città piena di calore. È magnifica. Già, e credo che anche la gente sia piena di calore. Ciao. Ciao. Scusi, può fermare, per favore? Devo scendere qui. Dove vai? Vado a fare la commissione. Ci vediamo in albergo. Ah, sì, adesso si chiama commissione. Dai, è un Luna Park, sciocchina, ciao! Che c'è, padre Best? Volevo dirle, io ho cominciato come missionario in Africa. Ora so che scendiamo allo stesso albergo. Lei è stanca e stasera farà la nanna. Mm-hmm.
Buongiorno. Buongiorno, bello, quanto è bello. È desiderate. Ho una lettera per il signor Silvera. Dio a me. No, devo consegnargliela personalmente. Venga con me, che bello. I femmine come vengono sempre. Quanto è bello, era pure una bella voce. Venga, signore. Venga, le donne con me vengono sempre. Così, lo male chiaro, un conoscente, ferito, lo faccio ferire. Oh, chissà la fortuna. Buono. E siamo arrivati. Io mi aspetto qua, non mi muovo, tanto... No, siete amici. Guarda, siete belli. Poi La magari verità è facciamo che Vinici è un grande ci conosciamo allenatore. meglio. Quello gli ha dato un carattere alla squadra, hai capito? Scusi, ma dovrei consegnare questa lettera al signor Silvera. Il signor Silvera? Sono io. Beh, non c'è altro. Io tolgo il disturbo. No! Noi rispondiamo sempre. Oh. È dell'americano. L'americano è qui. Chi ti ha dato questa lettera? Ti conviene rispondere. Un uomo all'aeroporto mi ha chiesto se potevo fargli un favore. Ha detto che non poteva recapitarla lui personalmente perché doveva ripartire subito. Mi ha detto che era molto importante e mi ha dato $100. Descrivimelo. Ma veramente non saprei. Non sulla faccia. Era un uomo alto, grosso, robusto. Aveva un Panama, mi pare, e occhiali scuri, enormi occhiali scuri. Il viso non so descriverlo, non posso dirvi altro. Vi assicuro, io non so... Hai detto poco. $100. Si chiama Nora Green. Che diceva la lettera? L'americano mi ha mandato la condanna a morte. È nel suo stile. Ma ha fatto uno sbaglio ad avvertirmi. Se le ha dato il biglietto, vuol dire che lavora per lui. Ne sono sicuro. Ricordati che con l'americano c'è solamente una cosa sicura, e cioè che chi l'ha visto in faccia è morto ammazzato, lavora da solo. Ma lei... La ragazza mi è sembrata sincera. Lei l'americano lo ha visto. Non si manda una sentenza di morte senza sapere se è arrivata a destinazione. L'americano la seguirà per sapere se il messaggio è stato recapitato. E per me non è vero che ripartiva. Sì, l'americano è qui, ma si pentirà di non essere ripartito, perché quella adesso ci porterà da lui. Lei dove abita? La compagnia ci manda al Holiday Inn. Crede che potrebbe riconoscerlo se lo rivedesse? Può darsi. Può darsi di sì o può darsi di no? Può darsi di sì. Va bene. Resterà in città finché lui si metterà in contatto con lei. Il suo aereo ripartirà con una hostess di meno. Se non torno, vorranno sapere perché. Per ragioni di salute. La sua salute è in pericolo. Come sarebbe? Cerchi di mettersi in testa una cosa. Noi non scherziamo. E mi sembra inutile ricordarle di tenere il segreto su tutto ciò che è successo qui dentro. Non una parola con nessuno. Sono stato chiaro? Forza, buttatela fuori.
Seguitela. Signorina, che bello, pare una statua. Signorina, state dormendo? Mamma mia, e che sogni farà questo? Imbellisce. Sì. Bella quanto mi piace. Dai, ma che fai, sporcaccione? Ma che vuoi? Va via, via. Ma che vuoi? Ma... E lasciami... Ma... Invidioso! Tu sei invidioso! L'ho vista prima io! Io con le donne ci so fare! Ne ho avuto più di te, hai capito? E le ho soddisfatte tutte! Tutte le ho soddisfatte! Non ne ho avuto mai reclami! Hai capito? Mai ne ho avuto reclami! Ma guarda tu questo! Sto scuccio come gli occhi! Ma io lo andrò a trovare! Non te lo perdere. Quello va in cerca di guai. Ah, se la porta a casa. Va bene, parcheggiamo. Chi è lei? Pensi solo a riposarsi adesso. Questa è casa mia e qui è al sicuro. Io devo uscire, ma torno presto. Cerchi di dormire, così si rimette. Sì, è una buona idea. Sicuro che non disturba? Certo che no. L'ho caricata per le 8. A quell'ora sarò qui. Porto a sistemare questa divisa. Lei è molto gentile. Non so come ringraziarla. Non si preoccupi. Troveremo il modo. (213, per favore. Carmen? Sono io, Nora. No,
Nora, ma dove diavolo ti sei cacciata? Starai correndo dietro a qualche bel ragazzo, eh? Guarda che il comandante ti cerca. Che cosa vuole? C'è un motore che fa i capricci. Devono aspettare un pezzo di ricambio da Torino. E allora ci danno un giorno di vacanza. Volevo avvertirti. Senti, quello con cui stai, com'è? Quello quale? Non mi dirai che non stai a letto con qualcuno. Com'è? E il tuo com'è? Il mio è divino. E lo conosci? Non mi aspettavo certe prestazioni. Il mio è adorabile. E per il resto come se la cava? Non lo so ancora. Ciao, Carmen. Ci vediamo domani in albergo. Era la mia collega. Le ho telefonato per tranquillizzarla. Te ne hanno date parecchie? Beh, quante ne ho potute sopportare? Vuoi bere qualcosa? Oh, altro che, magari. Bene. 2 dita soltanto. D'accordo? Tieni. Grazie. Senti, non hai pensato che Silvera potrebbe non essere contento che tu mi abbia aiutato? Tu lavori a Luna Park, no? Dispiacere a Silvera per aiutarti è un rischio che corro volentieri. E poi il mio contratto è scaduto ieri. Cambio Luna Park. Come ti chiami? Manuel. E tu? Nora. Mia madre mi ha sempre detto di non fidarmi degli sconosciuti, ma quel tizio all'aeroporto sembrava così per bene. E poi mi ha dato semplicemente una lettera da consegnare al signor Silvera. Vuoi della musica? Certo che non me l'aspettavo un'accoglienza simile. Che diceva quella lettera? Io non l'ho letta, ma da quello che hanno detto mi è sembrato di capire che un certo americano è arrivato a Napoli e ha minacciato di morte Silvera. E credono che quello torni a chiedermi se l'ho consegnata. Vuoi saperne di più sul conto dell'americano? Oh, per carità, no, non voglio mica prenderne altre. Mai prese tante botte in vita mia. E invece, forse è meglio che tu sappia tutto. Adesso vestiti. Vestirmi? Non ho niente da mettermi. Non ti preoccupare. Come sarebbe a dire non mi devo preoccupare? Ecco. Ne hai quanti ne vuoi? Oh, santo cielo, ma dove l'hai presa tutta quella roba da donna? Ah, sai, questo è una specie di porto di mare, le donne vanno e vengono. Neanche te l'immagini, la roba che ci puoi trovare. Questo dovrebbe andarti bene, ti piace? Ah, ma è bellissimo. Ecco. Grazie. Oh, è perfetto. Che cosa sono tutte queste fotografie? Tu sei un pugile? Beh, lo ero una volta. Ma ho smesso. Perché? Era un lavoro troppo faticoso. Ora faccio l'acrobata al circo. È più divertente. Allora, come sto? Sei splendida, Nora. Grazie. Su, coraggio. Non perdiamo tempo. Dobbiamo andare alla polizia. Hai bisogno di protezione e io non posso dartela. La polizia? Sì, avanti. Ma- Vieni, sbrighiamoci. Ma non è meglio lasciar stare? È a Io- 2 passi da qui. Ti porto dal commissario Calogero che ti darà una mano. Avanti. Ma che me ne faccio della mano di questo calogero? Ma come? Beh... Silvera mi ha detto di non parlarne con nessuno. Ma se tu credi veramente che la polizia debba saperlo... Sì. Credo di sì. Andiamo. Andiamo. È vicino. C'è il commissario? Ehi, ammirata, dico a te. Permesso? Scusate, prego, accomodatevi.
Ciao Manuel. Sembri in ottima compagnia, eh? Chi è anglosassone? You speak English? Yes, of course. I know, sorry. You give me one sicaro? Oh, thank you. De nada. Questi sono i sicari toscheni, migliori italiani del mondo. Fai accendere la miss. Thank you. Oh! Dopo. La prima bocchetta è brutta, la seconda è peggio. Di qualunque cosa avete bisogno, io sono a vostra disposizione. Grazie, lei è molto gentile. Le pere. Chi è l'americano? Chi è l'americano? Un aperitivo. Ma come tu lo vuoi sapere da me chi è l'americana, Manuel? Ma perché lo vuoi sapere da me? Perché è in città e vuole uccidere Silvera. Ah sì? Questa sì che è una bella notizia. Chi te l'ha data, lei? Excuse me, madame, signorina, diamo un passaporto. Passaporto. Bella, eh? Però sta molto meglio di persona. Lei ha consegnato una lettera dell'americano a Silvera e ora la stanno usando come esca. Dovete fare qualcosa. Beh, qui temo di non poter fare molto per voi, onestamente. Perché non arrestate Silvera? Così l'americano riparte e Miss Green non ha più grane. Non abbiamo le prove, magari ce l'avessimo. Arrestate l'americano, allora. Eh sì, arrestiamo l'americano. Sono 5 anni, porca puttana! Pardon. Sono 5 anni che stiamo girando tutte le polizie del mondo per arrestarlo. Neanche l'FBI non è riuscito a concludere niente. Buona questa. Non ci sono documenti, non ci sono prove. Appena una persona l'ha visto invece, morto. Arriva lui perché non arrestate l'americano. Come se noi stessimo con le mani in mano qua. La sua presenza ci è stata segnalata da tutte le parti del mondo. Da Istanbul a Parigi a New York. Anzi, corre voce che è stato lui ad ammazzare Anastasia, dal barbiere. Insomma, lui sta sempre sulla stretta della droga. Hashish, cocaina, LSD e tutto il resto. Regolamento di conti, eccetera. E, insomma, mette le bende contro le fotte e sparisce. E a noi ci fa comodo, perché lui fotte le bende e noi fotteremo a lui. Arriva a questo perché non arresta l'americano. Insomma, in poche parole, se io non ho degli elementi in mezzo alle mani, non posso far niente. Un momento, faccio una telefonata. Buonasera. Che dite? Ho detto buonasera. Ah, di un po', ma tu sei cieco o sordo? Vieni. Sì. Dunque, il direttore di un penitenziario chiede al condannato sulla sedia elettrica. Che cosa posso fare per lei? Mi tenga la mano. Oggi ho preso il sole. Rimettilo subito dove stava. Accidenti quanto mangiano i ministri. È per questo che hanno un gabinetto a testa, Pronto, chi parla? Facciamo un po' per uno. Ha da fare lei, signore? No. Lei? No. E lei? No, no. Ma allora forza, sbrighiamoci, se no facciamo tardi. Ciao. Grazie. Ciao, Rosy. Carissimo Manuel, chi è la tua ultima conquista? Auguri, signorina. Pochi uomini sanno stare a letto come Manuel. E se ve lo dico io che modestamente... L'americano è in città e vuole fare la pelle a Silvera. Ma la notizia Don Calò l'ha saputa? No, gli unici a saperlo sono Silvera, Calogero e noi. Noi? E lei? Chi è lei? Mi chiamo Nora. Piacere di conoscerti. Ciao. Io sono Rosy. Il piacere è tutto mio. Ma sai che sei proprio bella? Detto da te, questo è un vero complimento. Senti, Rosy, Nora vorrebbe sapere cosa succederà. Le interessa molto. Ma Silvera e Don Calò sono i capi e da anni si beccano tra di loro. Ora poi arriva l'americano. Saranno guai, tanti guai. Ce ne saranno per tutti. Beh, questo te l'ho detto gratis. Se poi porti soldi, molti soldi, allora ti dico qualcos'altro.
Rosy, fammi un favore, li vedi quei due? Sì. Tienli un po' occupati, va bene? Vai. Bye bye. Ci sono le forze dell'ordine, Chi è? È stata l'amante di Silvera, poi di Calò. C'è chi dice che ora sia l'amante di Calogero, ma nessuno lo sa con sicurezza. È una che sa sempre tutto di tutti. Ambirata deve essersi trattenuto dentro. Uè, Manuel, e questa la chiamate una casa? C'è sta pure lo cesso in mezzo, Manuel, quanto è vera la Madonna Ro Carmine? Io una casa col cesso in mezzo non l'ho mai vista. E mo veniamo a voi. Non vi conviene fare la turista nella sede della polizia, avete capito? Silvera vi ha detto che non vuole che si raccontano i fatti suoi in giro. E quando Silvera dice una cosa, poi si dispiace se uno non la fa. Ora è meglio che ve ne andate in albergo perché qualcuno potrebbe venire a cercarvi. Hai fatto il bagnetto, pupo? Però puzzi ancora. Vatti ad asciugare, va! Dai, provolone! Commissario Calogero? Abbiamo degli ospiti un po' troppo esuberanti. Può darci una mano? Sono da Manuel. Non si preoccupi, signorina, non si preoccupi. C'ho poliziotti dappertutto, anche sotto la casa di Manuel. I daccini, i telefono ovunque. Rogno! Finalmente! Dove sono? Uno è nell'armadio, altri due sul letto elastico. Sì, ma sono amici, ma si sono ubriacati e guardi come ci hanno ridotto l'appartamento. Ti sei messo nei guai per colpa mia. Nei guai ci sono, ma non per colpa tua. Non sei mica gentile. Lo sentivo che mi sarebbe capitata qualcosa. Infatti ti sono capitata io. Ma tu non sei mica un guaio. E chi lo sa? Don Calò? Sono Manuel. Sì, sta uscendo. Adesso. Buono. Ma che volete? Non fare storie, sali in macchina. Buono.
Ragazzi, dov'è che andiamo? A ballare. Oh, che bellezza. Allora mi insegnerete dei nuovi passi. Sono Galò. Ero ansioso di conoscervi. Ah, io non lo ero affatto. Allora, ho saputo del messaggio che avete portato a Silvera e di come vi ha trattata. Ah, sì? Beh, se sapete questo, saprete che non so niente oltre quello che ho detto al vostro amico. Io e Silvera non siamo amici. Anzi, siamo concorrenti. Ad ogni modo, vi interesserebbe guadagnare un po' di soldi? No, per carità. È per guadagnare un po' di soldi che prendo botte da stamattina. Prendeteli lo stesso. Non li dovete portare in nessun posto. Li dovete solo intascare, sono vostri. E li potete spendere a vostro piacere. $10.000. Guardi che non ho niente da dirle che possa valere $10.000. E io non voglio comprare niente da voi. Sarà come aver pagato in minima parte il piacere di avervi soltanto visti. Se l'americano si muove contro Silvera, noi non interveniamo. Se si muove Silvera contro l'americano, noi interveniamo. Come vedete, vi conviene. Mi conviene. Trovarmi in mezzo a una specie di tiro incrociato. Vado a ballare con i miei amici. Miss Green. Sì? Voi sapete che questo è un gioco mortale? E questo la spaventa? A me no. E a voi? Io li adoro, i giochi mortali. Ciao! Ciao! Padre, balliamo? Ah, ma io non so ballare. Avanti, è facile! No. Su, venga, le insegniamo noi. Ma poi non posso. Ah, allora... Padre, siete in libertà. Ho l'abito talare. Bravo! Ma anche i preti ballano. Io ho la dispensa. Bravo così! Bye bye! Io rientro in albergo, ragazzi. Oh. Sì? Oh no. Ragazzi, ma non sapete proprio baciare. Sono stanchissima. Ciao! Dopo. Sender. La signorina Graham. Green, non Graham. Subito. E la chiedo. Hello. Visite per lei, Miss Green. Per me? Sì, poliziotti, credo. Oh, va bene, grazie, scendo subito.
Piretta, c'ha due gambe che sembrano quattro. A cosa devo il piacere della sua visita, commissario? Rapportalo. Che cosa? Le novità. Nessuna. Cioè, a parte il fatto che sono sempre seguita. Non ho capito ancora se è per le mie gambe o per la storia dell'americano. Senti, miss, qua mi risulta che hai beccato molti money, soldi. $10.000. Miss Green? Mi ha chiamato? Al telefono, prego. Chiedo scusa. Per me? A voi, Miss Green. Hello? Sì, un momento. È Manuel, vuol fare l'amore e vuole sapere se deve venire lui qui o se devo andare io da lui. Non lo so. Qui? Da lui? Faccia lei, che me ne frega a me. Ciao. Petersen. Tesoro? Tesoro, puoi venire qui, sì, ti aspetto, ma non prima di stasera, Alle donne così io non ci spezzerei le... Eia! Andiamo. Forcella. Sì, com'è? Chi è bello lo primo amore, lo secondo è più bello ancora, very nice lì. Dio, che caldo. Ammazza. Sì, signorina, fa molto caldo, si spogli, senza complimenti. Scusi la domanda, lei è sposato? Sì, una stronzetta di Giovandù. E senta, ha un amante? Anche quella c'ho, una stronzetta di mezza te. Senta. Com'è? Senta, ci stanno seguendo una Citroen e una Fiat. Mio marito è nella Citroen e la moglie del mio amante è nella Fiat. Ah sì? Che facciamo il quizzolo? Oh, adesso lei faccia conto. Che conto? Che l'uomo nella Citroen sia il marito della sua amante e la donna nella Fiat sia sua moglie. Lei che cosa farebbe? Boh, signorina, però guardi che c'è un'altra macchina che ci segue, C'è un Alfa Romeo verde. Ah, sì? E dov'è? Chi può essere? Saranno le Brigate Verdi. Dunque, se nella prima c'è la moglie del mio amante e mio marito è nella seconda, magari nella terza c'è la polizia. Ah, la polizia. Allora che facciamo? Sente, signorini, io non è che ho capito molto, però se c'è la polizia, corriamo come bestiole. Tanto io mi diverto. Oh, strechettoli! Ammazza come corno, signorina! Oh, ma che si credono di stare a Montola? Senta, dobbiamo perderli! Sì, è meglio perderli che trovarli! Senti, signorina, sai che facciamo? Adesso io la lascio a un semaforo, così lei se la può spogliare tranquillamente, Sei un tesoro, bravo! Thank you very nice! Quando è bello lo primo amore, il secondo è più very nice! Aspettiamo il verde, si tenga pronta, Ecco, adesso prende la seconda a sinistra, quelle strade senza uscite, di là le macchine non possono entrare. Via! A me ma non me.
Beh, ma che hai? Sono giù di corda. Che è successo? Hai perso? Tutto. Mi sono giocata pure un bel ragazzo. Ti vuoi rifare con me? No. Grazie. Preferisco Manuel, se me lo presti. Non è mica mio, Manuel. Aspetta un po'. Ma quelli che hai in mano sono sterline o franchi? Sono $10.000 che mi hanno regalato e me li voglio giocare con te. Ah, sono dollari. Sai, io sono miope. Se non li ho sotto gli occhi non distinguo. Allora. Ecco qua. Coraggio, punta. Bene, a che gioco giochiamo? A spia spione. Don Calò e Silvera fanno controllare porto, aeroporto, strade, stazioni ferroviarie e cercano l'americano. E tu non puoi ripartire. Lo sapevi? No. Ah no? Allora l'ho vinta io questa mano. Continua. Beh, Silvera e Calò si odiano. E tutti e due aspettano una tua mossa. Dai, alza. Dico, ti va bene, eh? A me sì. Tu invece sei in un mare di guai e nemmeno Calogero può aiutarti. Un'ultima informazione. A che ti serve? Ti resta così poco da vivere. Beh, tu dammela lo stesso. Chi è che smista il traffico della droga qui? Ali gestisce un locale che si chiama La Nigra, ad un paio di chilometri fuori città. Domani lo vedo, verrà verso le 10. Devo dirgli qualcosa? Ah, senti, scusa, se vedi l'americano fammi pubblicità, digli che ti ho aiutato, eh? Ma tu per chi lavori? Per tutti. Sono al servizio dei cittadini con conti in Svizzera. Solo però che sono un pesce piccolo. Cerca di non crescere. Ciao. Ciao. Ah, Miss Green. Sì. Il signor Manuel ha chiamato 3 volte. Ah, grazie. La chiave. Grazie. Prego. Voglio sperare che non lascerai la città. Sta tranquillo, se me ne vado vi avverto. Io me ne frego di voi. Devi migliorare il tuo modo di baciare, sai? Con chi sta Manuel? Forse lavora per Silvera e magari ha anche degli strani contatti con il commissario. Chi ci capisce è bravo in questa storia, no? Io ho capito benissimo. Sentite? Quel pretaccio mi ha detto parole sconce. Chi è? Chi è? Come? Ci pensiamo noi. Ci penso io. I preti d'oggi qua.
Bravo, Priamo. Fai parlare a me. Parla. Padre, voi questo mica lo potete fare. Fatemi spiegare, vi assicuro che ero mosso solo da un desiderio puro. No, questo è un desiderio zuzzo. Non era un desiderio zuzzo. Dialogo con la mazza! La tona che è come la divisa! Morto, La divisa! E allora E polvere siete, e polvere tornerete. Ammazza che ramazza. Quest'anno lo scudetto è nostro. speriamo, ma non credo. Ciao Ciccini! Sta sfaccino. Lo secondo è più bello ancora. Al locale via lì, di volata. Ehi, ma è lei? Signorina! Corriamo! Corriamo, sì? Che simbetica! Ecco qua. Signorina, guardi che quello è un vostro malfamento, eh? Ah, lo so, non ci verrei mai con il mio fidanzato. Già. Beh, che fa adesso? Senta, lei mi aspetti lì e si ricordi che le devo pagare anche la corsa dell'altra volta. Ma quale corsa e scorsa, signorina? Che me ne frega a me dei soldi? Io sto qua che l'aspetto. Tanto corriamo, no? Certo, credo proprio di sì. Che simbetica e gentile e tanto resta bene. Mema, non mema. Ciao. Ciao, Ale. E che ci fa una ragazza come te in un posto come questo? Rimorchio. Ah, però. E di un po'. Quanto prendi? Prendo quello che mi dai. Vabbè. E beh, e io che faccio? Ehi, una alla volta. Io lavoro ancora all'antica. E tu aspetta. Vedo che conosci bene la strada. È una strada che faccio spesso. Dopo di me vai col mio amico. Fa bene l'amore? E che ne so io, scusa. Beh, sai, di questi tempi non si può mai sapere. Vai per le spicce tu, eh? Ma che cos'è questa roba? Etere. Brutta ladra! Che cosa hai rubato là? Oh, dai, non ti arrabbiare, scusami, ti prego. Credimi, sai, io cercavo solo un po' di soldi. Peccato. Sembrava uno che l'amore lo sapeva fare. Mezza, Endrete Normale è uscita super.
All'hotel Holiday Inn, per Holiday favore. Inn, E sì. pianino stavolta. Pianino, sì. Stupendo. Beh, comunque forse è meglio che andiamo di corso, signorina, così ci teniamo in allenamento. Si tenga forte, Quando è bello lo primo amor, lo secondo è più bello ancora, e il terzo non c'è. Il cieco non mi ha visto. Il microfono è stato piazzato. Dovrebbe essere sui 27 megacicli. Adesso devi cercare di sintonizzarti. Sì, chi è? Sono io, Manuel. Entra pure. Ciao. Ciao. La tua divisa. Oh, grazie. Voglio parlare con Ali. Sono Silvera. Sì. Voglio sapere quando arriva la merce. La merce di Don Calò. Oh, andiamo, Ali. Io te la pago il triplo di Don Calò. L'americano è in città. Basta che tu dia la colpa a lui. L'americano è qui. E tu vuoi prima farmi fottere a Don Calò e poi vuoi pure che dia col paese. Tu sei pazza, Silvera. Ma ti rendi conto del rischio che mi fai correre? Io non voglio mica farmi uccidere. L'americano è venuto qui per ammazzarmi. Posso fargli sapere che sei stato tu a suggerirmi il sistema per toglierlo di mezzo? Tu non mi puoi fare questo. Questo è altro, maledetto bastardo. Sono affari tuoi. Io non voglio sapere niente. Non voglio mettermi contro Don Calò. Ti do il 25%. E sono un mucchio di soldi. Già, ma potrebbe essere il prezzo della mia vita. La tua vita non vale una lira. Se non mi dici dove faranno sbarcare la merce di Don Calò. Sta bene, Silvera, sta bene. Ma senza mettere di mezzo l'americano. L'americano non voglio neanche sentirlo nominare. Dirò a Don Calò che ho perso i contatti con il battello del tunisino. Lo sbarco è alla Cala Bianca, alle 4. Va bene, voi fate come le altre volte, poi ci faremo vivi noi. Sono sempre in 3 a portarla. Silvera, scordati il nome mio con l'americano. Sta tranquillo, Ali. Lascia perdere, Manuel. Sei così giovane, così bello, fai l'amore così bene. Perché vuoi suicidarti? Per chi lavori? Vuoi un consiglio? Vattene via, il più lontano possibile. Lo leggerai sui giornali quel che è successo. Che altro sai fare? Oltre l'amore, voglio dire. Niente. Allora un lavoro lo troverai abbastanza facilmente. Se mi dai una mano. Sono Nora, venite qui immediatamente. Sei della polizia? Lavori per il gruppo di Miami. Sei l'amica dell'americano? Oh. Lavori per lui. Mm. Nora, devi dirmi per chi lavori. Oh, lascia perdere, tesoro. Su. Trattatelo bene, è roba mia, e lo rivoglio con tutti i pezzi a posto.
La lancia del tunisino è sbarcata, ma la merce ha già cambiato mano. Adesso ce l'hanno gli uomini di Silvera. Sono in 3. Stanno per arrivare, tenetevi pronti. Passo e chiudo. Dio ti vuole. A me? Sì. Signor Silvera, come sta? Si dà il caso che una certa merce che le sta molto a cuore sia nelle mie mani. Io posso avere molti vizi, ma quello della cocaina ancora non l'ho preso. Così avrei deciso di cedergliela. È solo questione di prezzo. Qualsiasi prezzo. Avanti, parla. Mandi a spasso i suoi scagnozzi e io le porto tutta la merce. Venga subito qui. Calmo, sono qui vicino. Verrò appena sarò tranquilla. Lei si renderà conto che non posso rischiare. Beh, arrivederci. Ah, il signor Silvera. È ovvio che quando dico soldi, dico dollari. Bye bye. Maledetta lurida squaldrina. Il commissario Calogero. Ciao. Le è piaciuta la festa alla Cala Bianca? Sandy, dove siete? Dove vi trovate? Sto prendendo un caffè. Ma io riuscirò a prendervi, porca puttana! Commissario. No, nel senso di imprecazione. Insomma, dove siete? Gliel'ho detto, sto prendendo un caffè. Faccia lavorare il cervello, Calogero. Telefono da un telefono pubblico. Cerco di localizzarlo. Sì? Ah, mi saluti il suo sottoposto ammirata. Tanto non ve lo do il tempo di localizzarmi. Allora, volete fare piazza pulita una volta per tutte? E cioè prendere Silvera e Don Calò in castagna? No, io voglio a te. Lo so, ma lei non è il mio tipo. Don Calò è scatenato, sta andando da Silvera. E se non li fermate, credo che si faranno a pezzi. A proposito... Troverete anche della cocaina, ve la lascio. Arrivederci. Pure. Arrivederci. Ciao, ma quale arrivederci? Cercate di non arrivare là prima di Don Calò. Ciao, ciao. Senti, un momento. Ciao, brutto. Ciao, brutto. Da salutete a te. Ora vogliono tutti la pelle di Nora e temo che questa volta non riesca a farla franca. No, stavolta ha rischiato troppo, veramente troppo. Mi ha detto che aveva intenzione di invitare alla festa anche il commissario. È naturale, ragazzi, come al solito a Nora piace giocare d'azzardo. E se uscissimo noi altri allo scoperto? No, ci sono voluti 10 anni per creare il personaggio dell'americano e non possiamo compromettere tutto. Poi c'è la polizia locale di mezzo. In mezz'ora la malavita e le questure capirebbero che l'americano è uno spauracchio, che non esiste. E poi Nora è entrata in scena come hostess e come tale deve uscirne. Se ne esce. Se ne esce. La nostra banda ha sempre fatto di testa sua. Comunque, su questo personaggio dell'americano che abbiamo inventato, ci mangiamo tutti. Sì, e continueremo a mangiarci. Silvera! Silvera! Hanno telefonato. Don Calò sta arrivando con i suoi. State pronti, ma non sparate. Va bene. È permesso? Ci hai giocato tutti, lurida squaldrina maledetta.
Ma signor Silvera, non è da lei questo linguaggio. E poi davanti a una signora. Eccoti i dollari. Ma non arriverai lontano! Ma che modi. Non mi costringa a spararle addosso. Attenta, sporca bastarda. Questa volta non c'è l'americano a salvarti! Grazie. Prego. Io e lui siamo venuti a darti una mano, ma gli altri non volevano. Ma guarda che spreco. Ne vuoi un po'? Dipende dalla qualità. Di seconda scelta, senti. Pessima. Andate, ci vediamo tutti all'aeroporto. Ci vediamo. Ciao, figliola. Attenti, non sarà facile uscire di qui. Andate a cercarlo. Andò, Nico! Andate all'auto, bambini! Per favore! I suoi! Attento, stoppi! Potenti e bello! Lancialo a... A che ti serve mezzo bastone? Servirà, servirà. Stanno arrivando due. Eccoli. Che c'è, figliolo? Rinquiesca.
Scusa, povera capa mia! Vai, zanzara. Bravo! Come ti permetti? Sto pollice! Bravo! Aspetta, vengo subito! Aggiustatelo! Arrivo! Ecco qui! Pigliatela! No! Aspetta una poco, eh? Te ne vai? Ehi! Bravo! Etti! Ehi! Evan! Adesso mi stopro le orecchie, Arrivo! Oh, scusa! Bravo!
Allora non mi capisci! Ho capito, scendi giù. Lasciamo prendere. Ma che te ne vai? Ti metto paura. Vieni a casa. Vieni qui. Mi sono riposato! Voglio vedere che ti sei messo in testa. Sono freschissimo! Vieni qua. Che fai? Fammi scendere! Ci penso io, Non sei leale, fammi scendere! Vieni con me. Ma che ti mette paura, che tu ti ingabbi, Sei una belva. Avanti. Vieni a casa! Valori! Fammi scendere! Faccio vedere io che bello che sono! No! Apri la gabbia! No, che mi graffi! Apri che ti sprano! E fammi scendere! Oh, provolone, ma guardalo, poverino, tutto bagnato. Su, su, ma prendi freddo così, poverino. Ciao! Oi! Ha detto oi. Avvisa la squadra e andate all'una parte! Vai! La polizia, scappa, Silve! Quaglia a quinto, metti la quinta. L'ho messa. Allora metti la sesta. Ma non c'è. Hai visto? I ladri c'hanno la sesta e noi no. Bella polizia del checchio. Corri! Ma quello non è una mini, è una massima.
mi sto bene addosso! Sono su sacrapezzi! Ma che fa? Voglia qui, sei una frena! Che stiamo a fare? La scala delle cimette pestose! Perché hai fermato tu? Ma perché mi ha detto frena? Ma io ho detto che sei una frena! Ma è possibile che c'è la tromba e un secchio fracchetta? Andiamo, via! Che bella giornata! Mamma mia, quanto so bello! Ho beccato il solito imbecille. Bellissima sei! Levati! Voglio vinto! Ma non puoi correre un po' più pieno! Ma che vuoi? Se sei capace, vai! Fammi passare, accidenti! Ma che aspetti? Ah sì, eh? Ah bene, l'hai voluto tu! E adesso un po' di trucco, ma non ti perdo d'occhio! È l'ultimo tocco! Voglio vinto, frena! Ma che hai messo la marcia invertita? Non rinculare, non rinculare! Che figura, che figura! Voglio vinto, ma che fai? Anche a spinte, vai sempre di capa tua! Te la sei fatta scappare via, come al solito! Andiamo, corri, disgraziato, andiamo! Adesso ci penso io. Ma che ci pensi tu? Mi lasci qua! Voglio vinto! A Miretta! Io mi mando nei ciclisti a tutti quanti, mi mando! A Miretta, ma niente, sei ricchione tu! Ma chi? Ho butto l'insalata, con quello che costa. Occupato! Occupato! Ma come si permette lei? Ma che fai? Invece di arrestare i delinquenti prendiamo la gente che sta defecando! Sono cose da pazzi, ma manco più al cesso si può stare in santa pace. Che Ma guarda vergogna, che ci denunciano capitato. per violazione di cessi, via, via! Ma io non ho finito ancora. Finisca a casa, via! Il cesso! Se lo porti via. Ma mi scordavo meglio io. Via, via! Voglia quinto! Andiamo! Via! Ma come che sei che nei film americani la polizia riesce sempre ad arrestare tutti quanti? Metti la quinta, quinto!
Sono neto a Canosa di Puglia e sono migrato a Napoli per farmi un avvenire, capisci? Invece di andare in America a lavorare. Ciao! Ciao! Aspettami qua! Sì, e chi si muove? E quella chi è? È un anglosassone che cerca sempre me. Ma non di fesseria. Ti giuro, sembra me. Il culo che tiene. Io, deve vedere il suo quando è bello. Hai processo! Voglio qui, tu salta! Salta, non me ne frega niente, che sorvole, vai! Che? Dove siamo? Imbottigliati in mezzo ai pomodori. Che figura, San Gennaro mio, che me l'ha fatta fare a me! San Gennaro! San Marzeno. Ciao! Ciao, corriamo? Sì, andiamo all'aeroporto. Sì. Ma guarda che potrei avere dei guai dal commissario Calogero. Ma quale guai? Il commissario Calogero? Quello è mio fratello gemello, figurati. Sì, quello ha studiato, si è laureato e per lo sforzo ha perso i capelli. Ah, povero disgraziato. Presto. Sì. Mannaggia me, mannaggia! Se mi vedono i miei figli! Le scarpe, non trovo più le scarpe! Ma che fai, Amirete? Mi dai i pomodori a me? Gatto, fammi una bella cascetta! Ma quale gattone? Andate via! No, però no! Me ne volete andare? Papà, Che figura! Oh, andatevene! Non mi faccio arrestare a tutti! Eccoci. Grazie di tutto. Ti ricorderò. Ultima chiamata per il volo A107. Dai, fai presto! Signore e signori, il comandante vi augura buon viaggio. Ladies and gentlemen, the captain wishes to you a good travel. Mesdames et messieurs, Ragazzi, il capitaine vous souhaite un bon buongiorno a voyage. tutti. Chi è?